Dal carcere era uscito nel 2009 dopo aver scontato 8 anni di reclusione per aver ucciso il padre. Paolo Pasimeni, oggi 41enne, torna in cella perché è trovato in possesso di un'arma rubata, una pistola Beretta che teneva in un cassetto nell'ufficio dell'azienda in cui aveva trovato lavoro dopo l'espiazione della pena. Nel febbraio 2001 Pasimeni, all'epoca studente universitario, confessò l'omicidio del padre Luigi, noto docente del Bo. Quest'ultimo si era accorto che il figlio aveva falsificato il voto di un esame di chimica e voleva denunciare tutto all'Ateneo. Per questo Paolo lo aveva raggiunto all'università nei dipartimenti di via Marzolo, lo aveva picchiato a sangue con un bastone, poi caricò il corpo in una carriola e cercò di dargli fuoco con un solvente. Venne condannato con le attenuanti a 15 anni e 4 mesi. Il ritrovamento dell'arma è stato fortuito. L'azienda padovana, dove Pasimeni attualmente lavora, aveva chiamato un'agenzia per disinfestare i locali dopo il ritrovamento di alcuni ratti. Uno degli addetti ha visto la pistola ed ha avvisato i carabinieri che, seguendo le perquisizioni, hanno trovato anche del nandrolone, un anabolizzante della famiglia degli steroidi. L'arma, con matricola a brasa, si trovava in un cassetto chiuso di una scrivania che utilizzava solo Pasimeni. Sequestrate anche le munizioni. Perquisendo l'auto del 41enne, i militari hanno trovato delle sostanze dopanti vietate in Italia. Ora le indagini proseguono per capire come Pasimeni si sia procurato la pistola.